Agrigento al Circolo Empedocleo è stato presentato il nuovo libro di poesie di Margherita Biondo, L'amore imperfetto. Edizioni Medinova, a cura dell'Associazione Culturale Ciak Donna. Alla manifestazione, tra gli altri, come relatore, è intervenuto il celebre attore agrigentino Alessandro Mario. L'amore imperfetto di Margherita Biondo. Certo, siete curiosi di sapere perché amore imperfetto? Perché qualsiasi amore è imperfetto, anche quello che sembra il migliore, diciamo, ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Però bisogna dire che è sempre amore. E l'amore è importante anche se tutti gli amori sono imperfetti, perché l'amore è quello che vivifica, che tiene uniti, e quindi siamo contenti di presentare questo libro sull'amore. Del resto marzo è il mese della donna e quindi ancora una volta Ciak Donna parla di donne, però ne parla in modo amareggiato questa volta, perché alla luce delle sentenze di tribunale che dimezzano le pene a chi ha ucciso una donna, la propria moglie, veramente c'è da piangere, perché la vita umana intanto è sacra e nessuno la può togliere, e che poi un giudice, anzi una giudice donna, si permette di dire che la legge è quella, ci sono le attenuanti quando una persona uccide la propria compagna e la propria moglie non ce ne dovrebbero essere. Comunque Ciak Donna continuerà a lottare per i diritti delle donne e per cercare di non tornare indietro, perché oggi sembra che la donna stia tornando indietro, stia perdendo quelle conquiste che ha fatto con grandi sacrifici e con grande sudore nel periodo degli anni, dalla fine degli anni 60 agli anni 70. Speriamo che le cose cambino, ma se continua così sinceramente bisogna vedere cosa fare per evitare questa mattanza che si fa di donne. È un testo poetico, o meglio come l'ho definito un racconto in versi, perché si tratta di una serie di poesie però con un prologo ed un epilogo. Il libro tratta il tema dell'amore, chiaramente un tema abbastanza sfruttato, che però ho cercato di condurre in maniera un po' diversa, con uno stile personale, in maniera originale, cercando di non usare le solite frasi banali o logore. Spero che il libro piaccia, perché effettivamente è un racconto sulla vita, sui sentimenti, sulle certezze, sulle incertezze di ognuno.